usanze della Sardegna, di una raccolta di poesie del 1700. Questi documenti sottolineano come nei riti pagani le maschere in ogni paese, questi riti pagani e le maschere svolgevano in ogni paese attorno ai fuochi che vediamo preparare al centro della piazza. Il fuoco che un tempo era considerato sacro veniva appunto preparato al centro della piazza e le maschere vestite di pelli, corna e ossa danzavano intorno al fuoco e commemoravano quello che doveva rappresentare il loro culto, basato ancora una volta sul sacrificio, ed ecco torna il binomio morte e rinascita del Dio associato alle forze della natura e quindi fine e inizio dell'annata agraria. I balli propiziatori intorno al fuoco servivano appunto a celebrare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera e quindi dell'annata agraria, e anch'essi ad essere di buon augurio per un'annata favorevole. Apprezziamo nella loro esibizione il suono un po' più tenue rispetto a quello dei campanacci, dovuto invece alle ossa che vengono portate con delle bretelle diciamo sulla schiena e che provocano sicuramente un andamento ritmico un po' più dolce rispetto all'andamento dei campanacci. Invitiamo anche gli amici di Neoneli a proseguire la loro danza al lato della piazza per lasciare spazio ai prossimi gruppi. E si conclude così il rito propiziatorio di Neoneli, ancora per loro un grande applauso.